In attesa del primo sopralluogo il 25 ottobre della superperizia sul cavalcavia superiore di Marghera dell'ingegner Migliorino, funzionario del Ministero dei Trasporti definito il mastino per le analisi sullo stato del ponte Morandi, è iniziata l'analisi chiesta dal comune dei 18 bus di La Linea. Un'analisi tecnica sui mezzi e sulle carte che ha come sfondo lo scontro avvenuto nei giorni scorsi tra i produttori cinesi e il comune, appunto, dopo la decisione di quest'ultimo di sospendere il servizio all'indomani del secondo incidente, avvenuto sabato sera in via Carducci a Mestre. I primi due mezzi analizzati approfonditamente hanno superato l'esame. Nessun problema a freni e sterzo né alla parte elettrica. Oltre a questo dovrà essere però prodotta la diagnostica completa di ogni mezzo in riferimento sia allo stato attuale che allo storico dal giorno delle immatricolazioni. Intanto i consiglieri comunali del Partito Democratico chiedono la costituzione di una commissione straordinaria d'indagine. Chiediamo la costituzione nel più breve tempo possibile di una commissione straordinaria di indagine che faccia luce nella situazione della viabilità della città di Venezia, sia per quanto riguarda le strade, ma anche i viadotti, i ponti e tutte insomma le nostre infrastrutture. È evidente che c'è la necessità di una trasparenza, di una verifica di quelle che sono le situazioni insomma all'interno del tutto territorio comunale. Oltre a questo riteniamo essenziale che si faccia anche luce sui mezzi di trasporto utilizzati dal trasporto pubblico locale, sia quelli direttamente di gestione di AVM, ma anche quelli dati in appalto che hanno coinvolto i due incidenti, quello tragico e quello più recente nella città di Mestre. Auspichiamo che la commissione venga approvata da tutto il Consiglio Comunale, perché dopo la tragedia avvenuta a Mestre riteniamo che sia doveroso e necessario effettuare un'operazione di trasparenza nell'interesse di tutta la collettività e di tutti i cittadini.